Sono Angelo Intorre, insegno lettere all'Istituto Malerba di Catania e proprio parlando della legalità ho pensato di adottare insieme alle altre colleghe il libro sul Livatino scritto dal professore Marco Papalardo. Non chiamatelo ragazzino è il titolo di questo libro che racconta, dopo più di 30 anni, la vita, la morte, il sacrificio, l'impegno contro la mafia per la giustizia del beato giudice Rosario Livatino. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi, grazie ai loro insegnanti, con questa bella storia di vita che sembra essere finita male, più di 33 anni fa, ma che in realtà oggi è ancora viva grazie a loro che continuano a leggere, a studiare, a impegnarsi, a riflettere su questa storia, perché è possibile sconfiggere la mafia, è possibile farlo grazie all'impegno delle scuole, alla riflessione, allo studio, perché la mafia ha paura di chi sa, di chi conosce, di chi studia, dei luoghi di cultura, di impegno e del bene. Noi crediamo che questi ragazzi, grazie all'esempio del giudice Livatino, all'approfondimento, alla lettura della sua vita, alla scrittura di libri, alla lettura di questi temi, che questo è possibile. Non possiamo farlo noi se non come educatori e insegnanti o scrittori, possono farlo loro con i loro sogni, con i loro desideri che possono trasformarsi in progetti di vita.